Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Joker Gaming. Allora, andiamo avanti con la nostra avventura. Ho letto dei commenti su come recuperare determinate cose, del tipo i granchi e certe cose che vanno pescate di notte. Va bene, intanto continuiamo di giorno. Tipo abbiamo questo, raccogli, molto bene. Raccogli, raccogli. Lumaca di ferro, bene. Ah, non hai spazio. Va bene, non importa. Ritorniamo qui. E anche di potenziare il motore. Qual è il problema di potenziare il motore? Che mi salvano i pezzi. Cabina, enciclopedia, sì, abbiamo questi due qua. Vediamo quanto valgono per adesso. Allora, questo qui vale 48, questo qui vale 27. Basta. Vabbè, vendo tutto, 170. Dopo questo ma no, ho sbagliato. No, qui dovevo, eccola là, si è messo in ordine. Questo lo mettiamo qui e questo lo mettiamo qui. Ci saranno vari viaggi probabilmente da fare, tanto anche le arete a strascico giù. Raccogli questo qui. Oh, ne abbiamo due qua addirittura. Ah, bene, non possiamo neanche raccoglierli. Non abbiamo spazio, sono enormi. Intanto abbiamo capito, uno l'abbiamo preso, molto bene. Marcato del pesce. Anzi, facciamo una roba di sto genere. Magazzino, 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 magazzino. Molto bene. Questo è magazzino. E dopo c'è questa qui che va a magazzino. Anche questa. Abbiamo un pezzo lì per la ricerca e direi che possiamo fare cosa? Facciamo le canne. Abissale arcipelago, questo qua c'è oceanico. Ah, non mi lascia. Questo qua dobbiamo fare allora adesso. Va bene, continuiamo la nostra ricerca. Sta qualcos'altro? No, non ci stanno. Allora, siamo passati dai granchietti che... dei granchietti mignon, questi qui che sono giganti. Allora, qui c'era... li raccogliamo tutti e due. Adesso andiamo in quel posto, se lo trovo ovviamente, che deve essere questo o questo, uno di due. Non vedo un tubo. Eccolo, lo sapevo. Eccolo là, molto. Uno è questo. Ci manca l'altro. Lo pescheremo.
Allora, ritorniamo fuori, andiamo a vendere l'altro granchio. Neanche pensato di tenerlo, vabbè, pazienza. Mercato del pesce, vendiamo tutto. Dopo bacino galleggiante ci serve, cos'è che ci serve ancora? Un pezzo di legno che non ho e 2 pezzi di acciaio che non ho neanche quelli. Cantiere invece sia una falla, sia vero. 60 dollari, zanoia, fatto di oro. Fortuna che non ci mancano. E dopo magazzino e rimettiamo giù tutte le nasse. Ci sono tutte? A quanto pare sì. Questa cantiere, ripariamo altri 40 dollari, quasi 50, e mettiamo giù nassa. Molto bene. Abbiamo recuperato un pesce dalla rete. Talvolta specie più piccole sono le più deliziose, anche le più costose. Scoperta dell'acqua calda. Oh, vediamo questo. Allora io dovrei e ci sono quelli là che ti corrono dietro. Oh, e poi che mi vengono. Peschiamo questi intanto. Ah, troppo presto, vai, giusto. E questo lo mettiamo qui. Questo lo mettiamo qui. Questo lo mettiamo qui. Sgombro, crotalo. Un pescato, una roba esaurita. Sono le 6 di sera. Abbiamo già pescato qualcosa? Oh sì, li abbiamo appena messi giù. Infatti. Va bene. Allora intanto vendiamo sta roba qua. No, non voglio far 4 chiacchiere con te, voglio fare un'altra cosa. Enciclopedia. Perfetto. Se dobbiamo vendere, non è molto, però meglio di niente. Allora lì c'è vulcanico, deve essere questo. Questo qui non l'abbiamo mai preso, mi sa. Infatti, brotola. Che pesce è? Non credo neanche che esista in natura, comunque.
Sono qui in giro. Dov'è? Dove sei? Dove sei? Ne ce n'era un altro qui vicino. Che non... Ecco. Sì. Andiamo avanti. Là. Ah, qui ci vuole una roba che non abbiamo. Ma se io suono qui... E quello là che cos'è? No, 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 via, 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 scafo danneggiato, via, via. Quella lì è una roba grave, via. Sì. Ma possiamo? No. Ci serve quella roba in più che non abbiamo. Ma vai a quel paese. Non sa quanti milioni di euro ci saranno di danni, vabbè. Mi ha portato via. No, non voglio far quattro chiacchiere. Io voglio il mercato del pesce. Sì, dopo riposeremo un po'. $200, quei due pesci lì, ma no. Rete zero, figuriamoci, mi ha portato via tutto. Una tromba d'aria bastarda, va bene. No, io voglio a $100, 108, va bene. Cioè quello che avevamo pescato l'avevamo speso in praticamente. Allora, riposa, sono 2 ore, meglio di niente. E qua non peschiamo nient'altro, perché non ci sta nient'altro. No, io vorrei l'altro. Io vorrei l'altro granchio. Nuovo questo, mai visto. Lumaca ghermente. Questo qui era, sì. Allora andiamo. Ritorniamo là dove eravamo prima. Bene, abbiamo preso anche un pesciolino. Che è esatto, è questo qui. Tac. Lo giriamo. La roccia si spacca con uno schiocco assordante. Aspetta, via. Dopodiché si sgreta rivelando ciò che si nasconde al suo interno. Ah. Beh. Magazzino. Ah, si può fare direttamente al magazzino. Cos'è questa? Fiamma mistica. Una fiamma al suo interno c'è. Bah. Uno lo abbiamo fatto, molto bene. Ci sono gli altri che non mi ricordo. Ah, è qui dietro per modo di dire. Ah, eccolo là. No, di qua non si può andare dentro. E qui possiamo pescare. No, qua è abissale addirittura. Ci manca parecchia robetta comunque,
per dire. Ma com'è che si fa ad andare dentro lì, che ci sono già stato, ma non mi ricordo. Mi sa che dobbiamo andare dentro per di qui. Non è che ci siano tante entrate. Ma intanto qui ci sono pezzi. Peschiamo anche quelli. Va bene. Allora qui c'è un'altare di pietra. Ehi sì, ciao, che roba è sta qua? Uno ho capito cos'è, ma l'altro, quello di destra no, non so che roba che sia. Non ne ho la minima idea di che roba sia. Però uno lo peschiamo di giorno, sono sicuro, però l'altro non ne ho idea. Allora, intanto tiriamo sulla rete a strascico e mettiamo il turbo, che molto probabilmente qua fra poco bisogna camminare. Lì si può farlo cadere. Questo qui. Assomigliava a questo qui. Proviamo a vedere. Assomigliava è... C'è una cosa che ci assomiglia? No, infatti è una cosa che ci assomiglia, ma neanche tanto, è alla fine. Allora, luci. Lì bisogna fare un po' di scorta di esplosivi, far saltare un po' di roba, perché non c'è, ci sono scorciatoie e bisogna... Invece... Ah no, abissale, va. Io devo ancora più cos'è quella roba lì che ci circonda ogni notte. Una tavoletta. Ne abbiamo già raccolte altre due o sbaglio? Allora io adesso dovrei andare. Potrei fare anche il giro. Anche qui dobbiamo... Cioè, sicuramente c'è roba dentro lì, però uso gli esplosivi, ma gli esplosivi li ho tutti da un'altra parte. Aspetta, vediamo. Ho capito dove siamo, dai. Ci torniamo domani mattina. Ci mancava anche quello lì che ci... Allora, il mercato del pesce intanto, vediamo cosa abbiamo. E la rete mi ha portato via tutto. Bastardo. Cantiere. Molto. Però io adesso vorrei vedere un attimo. Ah, vedi, ce l'ha. Ah, questo. E anche a questo, non so quanto sia, a 315. No, metti pure a magazzino. E questo qui
posiziona molto bene. Aspetta, cantiare, cos'è che dovrei mettere a posto? Ah, riparo tutto in... Andiamo al bacino galleggiante adesso. Il nuovo scafo. Allora, il magazzino avevamo il pezzo di legno che ci mancava. E dopo alla stiva e alla stiva, però mi porto via anche questo e questo perché mi serve sicuramente. Al carico invece mettiamo giù questo, poi ce ne mancherà uno solo. Molto bene. Allora, dopo andiamo ricerca costiera superficiale oceanico. Sì, ma la velocità, ma a me serve abissale e adopelagico. Chissà quando ci daranno. Motori, quasi quasi farai questo invece adesso, che dopo lo montiamo, andiamo via come missili. 52, sto qua non si sa di cosa, stato sono qualche ora. Andiamo a vedere i nostri granchietti che abbiamo perso un macello di soldi. 2 giorni mancano. Qui c'è un granchietto enorme, qui c'è un pezzo, mi raccolgo solo questo, raccogli, c'è proprio quello che ci mancava. Guarda, qua ce n'è un altro, molto bene, ce n'è un altro qua, no, sparavo. Ah, ci serve il vulcanico, squalo frangiato. È quello là che ci serve. Quello là ci chiedeva. No, non è questo, è un altro. Uno era questo qui, mi sembra. Può essere? No, non è questo. Allora è un altro. Non mi ricordo. Possiamo pescare? Qui si ricorda. Sì, ma non è quello che voglio. Allora, qua intanto c'erano delle barriere da buttare giù. C'era questa. Dopo ce n'è una e l'abbiamo buttata giù, l'altra era qui, le buttiamo giù tutte. Ce n'è la... Qua c'è un'altra roccia, è quella qui, è quella qui.
vediamo qui dentro cosa c'è, cosa possiamo. Abissale, ma porca puttana, non si può fare un cazzo, Non ha esplosivi, porca vacca, mancava anche quelli adesso. Comunque è un pesce nuovo, aia, è un pesce nuovo quello lì che non abbiamo mai visto. Infatti abissale. Allora, ritorniamo dalla nostra amica. Marcato del pesce, cosa abbiamo? No, questo qui, magazzino intanto, e anche questo. Cantiere. No. Ripara tutto molto bene. No, non ne ha un altro. Ricerca. Ne abbiamo due. Sì, ma è una cosa che abbiamo già, solo che lo fa più veloce. Anzi, questo qua fa di più perché è anche vulcanico. Motori. Ricerca. Motori. Adesso facciamo le nasse allora a questo punto. Vediamo il motore. Cantiere. Eccolo qui, costa la bellezza di 450. Facciamo una roba di sto genere. Allora, vendi e acquista. In teoria magazzino. Avevamo questo infatti. No, questo qui è un po' più grosso. Alla stiva. Installa. Senza indugio. Molto bene. Voglio solo vedere quanto. Beh, effettivamente. Vediamo se troviamo qualcosa da pescare. Tipo in fondo là. Ma perché? Niente, non ce la facciamo a pescare con quella roba lì. Riposiamo. Facciamo una roba di questo genere. Raccogliamo. Non ci sta, va bene.
Questo non ci sta. Dobbiamo... Aragosta scura. Nuova. E qua abbiamo 2 mega granchi. Va bene. Ho capito, dobbiamo fare 15 viaggi anche oggi con i granchi. Comunque sono contento perché abbiamo trovato tanta bella roba. Allora intanto magazzino, magazzino e magazzino. Cabina, enciclopedia, sì, abbiamo trovato l'aragosta scura che non si sa quanto vale, vabbè, lo scopriremo tra poco. Vale la bellezza di 103 dollari. Questo lo mettiamo in magazzino, molto bene. Visto che ci siamo, che abbiamo il pezzo, no, anzi no, facciamo queste qua. Nassa complessa. E questo invece cos'è? Nassa enorme. Prossima volta. Non abbiamo più spazio. Neanche per questi, probabilmente. No, uno me l'ha tirato su, molto bene. Andiamo a manetta. 200, molto bene. Tiriamo su tutto, mettiamo a posto. Non ci sta. Veniamo. Un altro viaggio devo fare praticamente. Ai 370. Tutto fa mucchio. Bene. Raccogli. Raccogli. Ora non c'è spazio. Dai, non ho mica voglia di farmi un altro giretto. Questo lo mettiamo qui. Oh, abbiamo preso tutto? Abbiamo preso tutto, molto bene. Ritorniamo a casa madre. Allora, mercato del pesce. Vendiamo tutto. Ma adesso quanto costano queste? 200 all'una. Ma se le fa pagare però bonus operazione, sì, 4%. Ti danno più roba. Allora facciamo una robetta. Il mio magazzino stiva. Questo e anche questo si può vendere, posso scartarlo. Facciamo una robetta di sto genere. Ripara tutto.
Allora, mettiamo... Ma non posso vendere sta roba qua, no? Nasse. Noi dovremmo andare però qua in fondo a Ingfell per vedere, per comprare degli altri esplosivo, ma io non ho mica voglia da in fondo a quel punto. Allora intanto una roba veloce, voglio vedere sta roba qua. Siamo arrivati? Oh sì, siamo distante anni luce. Qui cosa abbiamo? No. Non è il pesce che sto cercando. E sicuramente sarà o oceanico o abissale. Guarda. Ci scommetto quello che volete. Esattamente dietro di me. Giusto? E dentro per di qui. No, là ci sono quei pesciolini là. Qua c'è un tesoro, tiriamolo su. Orecchini. Si può andare fuori per di qui? Anche lì c'è, dovrei avere dell'esplosivo per andare dentro lì, ma non ce l'ho. È sicuramente un pezzo importante. Qui invece cosa abbiamo? Abissale, niente. Aspetta, posso fermarmi qui vicino? Sì, un po' qua. Il problema è trovare da fermarsi. Scusa, ma scusa, ma... Ah, ecco. Aspetta un secondo, visto che siamo qui, adesso fa sempre comodo. Un altro pezzo di legno, oh, perfetto, risolvo. Allora facciamo una roba di sto genere, io mi fermo qui. Faro antico, ah sì, il faro antico probabilmente sono le quattro pietre, sono quattro ma noi ne abbiamo tre, una ce l'abbiamo a magazzino e le altre le ha le due, quell'altro signore non mi ricordo come si chiama. Sono quattro, perché sono quattro, e una è secondo me là dove l'abbiamo appena visto che lampeggiava. Ci servono però degli esplosivi, e allora al prossimo episodio probabilmente andiamo là, facciamo scorta di esplosivi e ritorniamo indietro. Ecco, va bene signori, allora io mi fermo qui, come sempre vi ringrazio per la visualizzazione
lasciate un bel like, commentate, condividete i vari social in modo da far crescere me, serie e canale. Un grazie ancora per la visualizzazione. A presto da Joker Gaming.